Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati dal Palabadiali di Falconara. È la terza giornata della Serie A femminile Tesis. È il momento di Ocasa Falconara contro Cagliari. Partiti come sempre, i tifosi di casa si fanno sentire. Permettere al Cagliari di guadagnare la rimessa laterale, nuovo possesso, attenzione ancora alla Falconara che recupera il pallone e sblocca la situazione. Carola Colucci sulla verticalizzazione immediata. Stop e destro in girata, perfetto. La Lazio ha vinto 6-2 sul campo del Molfetta, mentre c'è il raddoppio dell'Ocasa Falconara con Condò. Deviazione di Ricottini che smorza la conclusione ma non frena la sua corsa. Arriva il raddoppio con la numero 5 Condò. 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, Colucci deve calciare, prova invece il dribbling. Palla toccata in fallo laterale, come forse sentite arriva il suono della sirena. Tentativo da parte di Elpidio dopo 20 secondi, subito una fiammata dell'Ocasa Falconara, bellissima la parata del portiere che è cambiato, non c'è più Ricottini fra i pali, bensì la numero 21. Attenzione all'occasione però ancora a destro, vincente! C'è il terzo gol del Falconara con Aline Elpidio che gonfia la rete, contatto col pallone, si distende il Cagliari, si allarga Vecchione, 3 contro 2, portato, conclusione non potente ma molto velenosa da parte di Furno. Elpidio, tocco per Ferrara, destra, anzi sinistro, pardon, il suo piede preferito che sbatte contro il palo e termina fuori senza altre deviazioni. È rimessa laterale come dice il direttore di gara, palla fuori, Zapereira la traversa. Attacca ora il Falconara, Colucci, rimorchio destro di Taina Santos. No, si avvicina Ferrara, sinistro a cercare l'incrocio alla destra di Carboni, Sibila. Questo pallone vicino al 7. Adesso sì, si va in avanti. Buono il passaggio di prima di Ferrara. Finta il pallone di ritorno, si gira dalla parte opposta. Ferrara, gran giocata a sinistro. Palo e Carboni in tandem. Le negano il quarto gol su una giocata davvero pregevole del capitano dell'Ocasa Falconara. Attacca l'Ocasa Falconara, Colucci, la suolata, Zapereira, destro, gol, bello, bello, bello. Bello, bello, bello perché la suolata di Colucci è stata vista con gli occhi dietro la testa. Zapereira nell'inserimento, poi il destro verso il secondo palo, non direttamente in porta di Zapereira, il tempismo di Condò, ancora lei. Decisa nell'anticipo Erika Ferrara che poi calcia, Carboni. E poi con il destro Taina Santos, pallone alzato, Vecchione, sinistro, la botta era molto bella, palla che termina fuori, ancora Ocasa Falconara in attacco, pallone forte dentro, gol di Lucia Gregori. È stato suo l'ultimo tocco, credo, sì, l'arbitro lo dice ad ampi gesti, la numero 6, l'ultimo tocco è suo e allora che bella gioia per lei, giovanissima, che firma il 5-0 dell'Ocasa Falconara. 15 secondi alla fine, Carturan verticalizza, ottimo l'anticipo di Pellegrini che non molla, il suo destro cerca il classico gol della bandiera, Carturan blocca. 3 secondi, 2 secondi, la partita finisce qua con l'Ocasa Falconara che come nell'esordio casalingo fa coppa e incolla e vince anche in questa terza giornata nella sua seconda partita casalinga 5-0.